Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, la nostra prima edizione dei telegiornali. Tra poco andremo a Vicenza, c'è stato un incendio questa notte in un appartamento al terzo piano di un condominio, andremo in diretta da Daniele Garbin e intanto vediamo che cosa è successo nel servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Pauroso incendio a Vicenza in via Piccoli, le fiamme sono divampate al terzo piano di questo condominio. Miracolati gli abitanti che sono stati salvati dai pompieri accorsi sul posto in pochi istanti dal vicino comando provinciale. L'intervento non è stato semplice, ha coinvolto 2 autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 13 pompieri che hanno soccorso 2 persone che avevano già respirato il fumo. Evacuati tutti coloro che erano ancora presenti nei piani superiori. Sono poi iniziate le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno domato le fiamme che venivano fuori dalle finestre della stanza interessata dal rogo. L'incendio ha completamente bruciato tutto il contenuto della camera e danneggiato il laterizio del solaio. Danni da fumo a tutto l'appartamento di cui è stato inibito l'uso. Ancora in corso le valutazioni di stabilità della stanza coinvolta dal rogo. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, adesso sentiamo le reazioni dei residenti, le testimonianze, sentiamo. Ho sentito dalla finestra qualcuno che chiedeva aiutatemi vi prego, quindi sono scesa, però c'erano già i pompieri, l'appartamento era a fuoco e sì, è uno spettacolo un po' che impressiona, diciamo. Ecco. Temeva qualche modo che si estendesse l'incendio? Anche. Magari qualcosa poteva scoppiare, insomma non si sa uno cosa tiene in casa, cosa può succedere, insomma le condizioni dell'appartamento, ecco. Comunque è andato tutto bene. Ecco, ha visto poi le persone uscire che abitano, ha parlato con qualcuno che conosce? C'era un signore, perché io non frequento tanto, comunque c'era un signore col bambino in braccio e che temeva per il nonno perché non erano ancora riusciti a farlo evacuare, diciamo, quindi sì, era lì molto preoccupato. E poi una decina di persone che guardavano, insomma, ecco. Sono solo passato da un'occhiata e basta, poi ho letto sul giornale. Sì, penso poverini loro perché hanno l'appartamento adesso distrutto, insomma mi dispiace, ecco, basta. Sono incidenti che capitano, purtroppo, sì, quando meno se l'aspetta. In qualche modo anche i pompieri riusciva a circoscrivere? Che non... Sì, no, infatti. Sì, sono stati bravi i pompieri. Domani l'incendio, d'altra parte stanno qua dietro, voglio dire, sono arrivati anche in fretta. Siamo fortunati che è la zona dove praticamente i pompieri ci sono, hanno la sede, per cui è anche facile che arrivino subito, ecco. Nella sfortuna? Nella sfortuna, sì. Vediamo adesso che... i danni, insomma, ecco. Lei conosce qualcuno? Beh, conosco qualcuno che abita nel palazzo, ma non ho individuato bene se è la persona che abita in quell'appartamento lì o no. Adesso la contatterò e sentirò. Non è riuscita a parlare? No, non ancora. È venuto non ancora. Sì, perché conosciamo la zona, abitiamo qui vicino, conosciamo le persone che abitano, allora ecco. Adesso andiamo a Padova, sempre in diretta da Chiara Gaiani, perché ci sono stati altri pestaggi delle baby bull, tredicenne picchiata da 2 coetanee, un fatto gravissimo, e poi risse tra bande rivali di trapper. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, con il collega Cristiano Caiende ci troviamo nel quartiere dell'Arcella, dove è avvenuta la grave aggressione ai danni di una tredicenne da parte di 3 ragazze di 14 anni, quindi sostanzialmente coetanee. Questo è un quartiere residenziale dell'Arcella. Vi raccontiamo però subito quello che è accaduto sempre a Padova, ma in un'altra zona della stazione. Anche qui coinvolti dei giovanissimi, 2 bande di supporter, di trappers che hanno fatto un vero e proprio agguato ai danni di un ragazzo di 25 anni di Lecco che era arrivato in città sfidando la banda rivale. La polizia è riuscita a chiudere il cerchio su quanto avvenuto 14 febbraio 2022 nel piazzale della stazione a Padova. Allora facciamo il punto partendo proprio da qui su questa aggressione violenta, coinvolti dei giovanissimi, i 6 indagati
indagati hanno tutti tra i 20 e i 29 anni, quanto accaduto appunto nel 2022 con il nostro primo servizio. Piazzale Stazione, è il giorno di San Valentino del 2022. Un 25enne di Lecco è appena arrivato a Padova. Sostenitore del trapper Carter 5 Star, ha annunciato il suo arrivo in città sbeffeggiando un trapper rivale, il padovano Baby Touché. Tutto accade in pochi attimi. Il giovane viene individuato da 6 supporter del trapper padovano, uno spintone. Il 25enne viene prima buttato a terra, poi pestato a sangue, ferito anche con un coltello. Un'azione diffusa via social, su TikTok e Instagram, seguita a distanza da centinaia di follower a colpi di like e commentata dallo stesso trapper padovano con un laconico "nessuna scelta, solo conseguenza" per un'invasione del territorio non concessa a fans di trapper nemici e difesa da quelli che Touché, 220.000 follower, definisce leoni. A quasi 2 anni di distanza la polizia di Padova ha chiuso il cerchio. Gli agenti della squadra mobile hanno notificato in queste ore a 6 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni, stranieri di seconda generazione che vivono tra Padova, Milano e Ferrara, un avviso di conclusione indagini e un'informazione di garanzia emessa dalla procura della città. Iscritto nel registro degli indagati anche il trapper Baby Touché, che non era presente all'aggressione, ma che la scorsa estate è stato indagato dalla polizia per un'altra violenza rissa avvenuta all'esterno del Pride Village. Un'indagine legata a doppio filo a un'inchiesta parallela per traffico di stupefacenti condotta dalla polizia padovana, che ha seguito le fila di un fornitore marocchino di Quarto d'Altino che spacciava sulla piazza cittadina servendosi di alcuni drivers, tra i quali alcuni giovani sostenitori del trapper. Tra i 6 aggressori individuati dalla squadra mobile ci sono anche 2 pugili dilettanti di appena 20 anni. Uno di questi è stato arrestato per tentato omicidio dopo la rissa della stazione per aver preso parte a Bergamo a una spedizione punitiva tra bande di sostenitori di trappers. Il malcapitato, ferito con un coltello, questa volta aveva rischiato la vita. Immagini di violenza gratuita le avete viste nel servizio, le stesse che interrogano la città in queste ore dopo che è stato diffuso il video, pensate, registrato da una delle protagoniste di un'aggressione ai danni di una tredicenne. Le 3 protagoniste in negativo sono state individuate, sono tutte 14enni, c'è una denuncia per loro, un'indagine ovviamente indaga la procura per i minori del Tribunale di Venezia. Noi allora abbiamo fatto il punto della situazione nel servizio che vi proponiamo. Questa sera avremo anche le testimonianze di alcune delle mamme che hanno proprio chiesto l'intervento della polizia dopo che questo video era stato fatto girare in alcune chat. Allora vi lascio al servizio, ringrazio il collega Cristiano Caiende per la collaborazione tecnica e da Padova poi restituisco la linea. L'aggressività femminile, soprattutto nelle piccole, nelle bambine, quindi nel momento in cui si stanno costruendo la loro personalità, è aumentata in modo esponenziale. Io ho i casi di aggressività non ce li ho tra gli adolescenti maschi, ma ce li ho tra gli adolescenti delle ragazze, e la loro aggressività sembra evolversi. Una volta era un'aggressività sottile, verbale, nelle dinamiche tra le figure femminili, oggi invece è fisica ed è imitativa dell'aggressività maschile. Questo è preoccupante perché in una prospettiva di crescita di questi ragazzi, probabilmente quelli che erano fenomeni impulsivi che vedevamo principalmente nel maschio, potremmo vederlo anche nelle donne. E qui noi quello che vediamo è una persona che subisce e un gruppo che rinforza colei che aggredisce. E questo è il fenomeno interessante, perché fuori del gruppo io sono convinto che quella persona o quella ragazza che ha aggredito non aggredirebbe in assenza del gruppo. Ed è tipico, è il gruppo che rinforza l'atto aggressivo, perché nell'atto aggressivo in un gruppo tu non lo fai per aggredire quella persona, ma per dire nel gruppo che tu sei importante, che hai un ruolo, che hai un rispetto. Quindi i fenomeni sono di una complessità e in crescita. Questo era il dottor Mirko Castelleri, che è stato anche ieri sera a Focus. Andiamo adesso a Treviso perché c'è stata una spedizione punitiva davanti ad una scuola. Andiamo in diretta da Anna De Roberto. A te, Anna.
Buongiorno direttore, questa è la scuola, è il liceo economico sociale Riccati, scuola storica di Treviso, ma siamo proprio nel cuore del centro storico. Alle mie spalle c'è la centralissima Piazza della Vittoria. Cosa è successo? Ma pare che quello di ieri mattina non sia stato un episodio isolato. Alcuni ragazzi, una banda, ha atteso l'uscita dei ragazzi proprio qui da scuola, quindi intorno alle 13, perché evidentemente c'era un bersaglio, c'era un ragazzino preso di mira, lo hanno atteso, lo hanno malmenato. Forse gli hanno portato via dei soldi, ci sono delle indagini in corso, ma oltre a questa aggressione, poi a un certo punto questi ragazzini hanno camminato lungo questa strada per mettersi proprio al centro della carreggiata e bloccare le macchine e gli autobus in transito. Qui vedete ci sono le pensiline, quindi sono centinaia i ragazzini che attendono l'autobus quando finiscono le lezioni e appunto i ragazzini hanno fermato gli autobus. Noi abbiamo parlato con il presidente di MOM, Giacomo Colladon, non riusciamo a metterci in contatto con gli autisti che appunto hanno chiamato i carabinieri né con la preside della scuola, perché è stato vietato loro di parlare proprio dalle forze dell'ordine, perché ci sono delle indagini in corso. Questa mattina i carabinieri sono entrati all'interno di questa scuola. Come ti dicevo direttore, pare che sia un fenomeno non isolato e che quindi diversi ragazzi, sono tutti minorenni, vengano spesso presi di mira da questa banda di ragazzini. Quando parlavamo di baby gang gli anni scorsi nei nostri telegiornali raccontavamo di questa banda che stazionava nella zona di Ponte San Martino, quindi siamo in realtà a poche centinaia di metri. Qualcuno pensa che addirittura si tratti della stessa banda. Ci sono indagini in corso, sta di fatto che ragazzini puntualmente arrivano qui davanti alle scuole Riccati e alle vicine Stefanini per bloccare i ragazzi, spintonarli, chiedergli magari dei soldi, magari dei 4 soldi che possono avere per la merenda, ma questa volta ieri mattina sono andati oltre, cercando appunto di fermare le auto in corsa, inveendo contro gli autisti, finché 2 autisti di MOM non sono scesi e hanno chiamato i carabinieri. Dunque si sta indagando, si cercherà di capire l'identità di questi ragazzi che potrebbero proprio essere insomma loro coetanei. Noi di baby gang ormai ci stiamo occupando da diverso tempo e se sei d'accordo vi facciamo vedere un servizio realizzato dalla redazione di Treviso, dove sono stati presi altri 6 ragazzini, anche qui tutti minorenni, hanno tra i 15 e i 17 anni, che si sono resi responsabili di atti di vandalismo nei confronti della pensilina dell'autobus che si trova lungo Viale Europa. Anche quella è una zona di istituti scolastici, quindi come è quella zona lì, zona appunto di scuole, anche qui, e questi ragazzini che si macchiano di atti di vandalismo. Fortunatamente sono stati identificati e sono stati denunciati. Allora vi facciamo vedere il servizio. Giovanissimi sfrontati, convinti di spadroneggiare nei quartieri e di farla franca, ma così non è stato. Dopo 1 mese e mezzo di indagini, la polizia è riuscita ad identificare la baby gang che tra fine novembre e metà dicembre ha danneggiato le pensiline dei bus della MOM di Viale Europa. Si tratta di 6 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni e di un giovanissimo che, avendo meno di 14 anni, non è imputabile. Sono tutti italiani, alcuni di seconda generazione, residenti a Treviso e nell'immediato Interland cittadino. Ad incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Treviso, che li hanno immortalati mentre a calci e pugni spaccavano le vetrine delle pensiline, peraltro nuovissime in quanto installate in occasione dei recenti lavori di realizzazione della pista ciclabile. La sera del raid vandalico era stato un cittadino a chiamare le forze dell'ordine, fornendo una descrizione dettagliata dei ragazzi che aveva visto danneggiare gli arredi urbani e che l'avevano pure minacciato quando aveva gridato loro di smetterla. La descrizione corrispondeva perfettamente con quella dei video che hanno consentito ai poliziotti di arrivare all'identificazione. I giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Ringrazia le forze dell'ordine il sindaco Conte. Il comune ora si rivarrà sulle famiglie per il pagamento dei danni. Sono episodi brutti che minano anche la percezione di sicurezza, ma poi queste sono risposte da parte delle istituzioni che invece devono ridare fiducia ai nostri cittadini, e come è successo a Sant'Antonino, dove il responsabile delle spaccate dei finestrini è stato identificato e denunciato, adesso succede anche a San Liberale. Significa che ci siamo presenti nel territorio, e oggi significa anche che i responsabili hanno un nome e cognome e soprattutto hanno dei genitori che dovranno farsi carico di ripagare il danno alla comunità.
Ecco, direttore, le indagini dei carabinieri punteranno appunto a trovare nomi e cognomi anche per questo episodio. Ad oggi non ci risulta però che siano state depositate delle denunce. Da Treviso è tutto, restituisco la linea. Grazie molto ad Anna De Roberto da Piazza della Vittoria a Treviso. Adesso andiamo invece in Val Brenta, c'è Vanessa Banzato con il sindaco di Val Brenta, perché la Valsugana è ancora chiusa per la caduta di un masso, ma c'è finalmente l'autocertificazione per i pendolari. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, perché proprio da oggi, tra l'altro, da questa mattina alle 7 è stata attivata, usiamo questo termine, l'autocertificazione, che permette soprattutto a chi lavora di transitare in Val Brenta, una sorta di deroga dopo la chiusura della statale 47 Valsugana appunto a causa della caduta di un grosso masso. Con il sindaco Ferrazzoli cerchiamo di capire come funzionerà questa autocertificazione, questa deroga per lavoratori, soprattutto a chi è rivolta nello specifico e in che termini verrà sfruttata. Allora, bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Ovviamente, come abbiamo detto in tutte le occasioni, la nostra strada non è in grado di sopportare il grande traffico, quindi purtroppo nemmeno quello di tutti i lavoratori. Quindi non si tratta di un'autocertificazione che consentirà a qualsivoglia lavoratore di transitare lungo la strada, ma sono stati individuati sostanzialmente due bacini, uno in Veneto e uno in Trentino, che coincidono con la comunità di valle di Borgo Valsugana e Tesino a nord in Trentino e con l'Unione Montana del Bassanese, quindi comprendendo i cittadini che abitano e quindi che lavorano a Bassano su Borgo, Bassano e Romano de Zelino, e viceversa di quel bacino che lavorano sul Bassanese. Oltre a questo confine ovviamente non è stato possibile andare per i motivi che abbiamo sempre detto, quindi chi rientra all'interno di questi bacini e ha la necessità di andare a lavorare presso queste aree potrà farlo autocertificando, quindi dichiarando di essere residente in una di queste aree e di dover recarsi per il lavoro presso un'azienda di quei luoghi. C'è anche la possibilità, perché lo prevede il codice della strada, quando si emettono ordinanze come queste, di chiedere un'autorizzazione in deroga. Allora chiediamo magari ad Andrea Benetti se riesce a inquadrare questa richiesta di autorizzazione al transito in deroga. Questa autorizzazione in deroga ovviamente si rifà a casi straordinari, perché la motivazione ovviamente non può essere devo andare a lavorare, perché questo insomma lo sappiamo già e fuori da questi bacini non sarà consentito. Parliamo di casi straordinari, ricordiamo ovviamente che tutte le persone in qualsiasi territorio debbano andare, che devono passare insomma per visite specialistiche, sarà loro consentito con l'esibizione della prenotazione, così pure vale per le forze dell'ordine, protezione civile, quindi è una ordinanza che amplia le categorie ammesse, restando fermo il fatto che la strada di fatto è chiusa a parte queste situazioni. E nel frattempo diciamo dove si può scaricare questa autocertificazione e dove si può scaricare questo modulo di deroga? Allora tutte le informazioni utili con le categorie ammesse, anche i moduli e i modelli sono contenuti all'interno del sito del Comune di Val Brenta. Abbiamo cercato di essere chiari e di dare gli strumenti, diciamo, atti idonei a consentire alle persone che già devono sopportare questi disagi di poter farlo agevolmente. Ricordiamo a tutti, perché ovviamente il Comune di Val Brenta per molti aspetti è diventato un po' il capro espiatorio di questa vicenda, ma ricordiamo a tutti che c'è una strada statale chiusa, una ferrovia chiusa e delle pietre che incombono su coloro i quali devono lavorare per riaprire questa strada. Noi stiamo facendo il possibile, abbiamo già dei danneggiamenti sulla viabilità esistente, perché non è idonea a sopportare volumi di traffico di queste dimensioni, anche degli spanciamenti su muri a secco che contengono le strade, quindi la cosa che mi sento di dire, l'appello che faccio è di passare se è proprio necessario, perché se si dovesse interrompere questa arteria, su questa tratta l'asse Veneto-Trentino sarebbe inesorabilmente chiuso. Tra l'altro parlando proprio di questo pericolo di ulteriori crolli, ci sono i rocciatori anche di RFI, i tecnici di RFI che stanno svolgendo tutti gli accertamenti, le verifiche per capire se
è possibile che si verifichino ancora ulteriori distacchi di roccia? Sì, insomma dalle informazioni che abbiamo di prima mano diciamo la possibilità che vi siano ulteriori crolli è molto elevata, quindi adesso bisogna intervenire celermente per ridurre il rischio. Non ci sarà mai un rischio zero, ma più si riduce più c'è la possibilità che ANAS, che è sempre stata operativa su questa cosa qui, possa riaprire almeno un viadotto in 2 sensi di marcia, che sarebbe un grande sollievo per tutti, soprattutto per la viabilità leggera, fermo restando il disagio per i camion. E un'ultima battuta, direttore, non posso non chiedere anche al sindaco proprio la questione della regione, l'intervento della regione che è stato chiesto a 360 gradi da tutte le parti politiche in regione. Sì, noi voglio dire nell'incontro che è stato chiesto in prefettura, i sindaci che lo hanno convocato hanno chiesto l'intervento della regione. Noi auspichiamo che ci sia l'intervento di tutti, ricordiamo che è importante la regione, è importante anche lo Stato, perché certo, è una strada statale, spesso non lo dico per sottrarmi a responsabilità, però c'è un'amministrazione locale che si sta facendo carico di tante cose. Non dobbiamo dimenticare che quel tratto è statale e quindi chi di competenza deve fare in modo che questa questione si risolva nel tempo più rapido possibile. Ovviamente, come abbiamo detto noi, le pressioni che noi stiamo subendo per aprire, perché ovviamente ci sono interessi importanti e che nessuno disconosce, dimostrano la strategicità di questo territorio, che quindi deve essere finalmente posto all'attenzione della politica nazionale, perché i disagi che stanno subendo gli imprenditori, le persone e tutto il territorio è veramente gravoso. Bene, tra l'altro abbiamo sentito anche diverse categorie economiche che si sono mosse per appunto chiedere l'apertura o perlomeno chiedere una viabilità più consona a supportare il traffico pesante soprattutto. Parlando della situazione di Valbrenta è tutto, direttore, io ti ricedo la linea. Grazie Vanessa. Lanzato da Bassano del Grappa, non da Valbrenta. Intanto vediamo un titolo del giornale di Vicenza, Giavenale, pauroso incendio alla fattoria Juvenilia. Qui siamo a Schio, Rogo Domato, salve le mucche. Vedete questa colonna di fumo che era visibile a chilometri di distanza. Ma torniamo a Vicenza da Daniele Garbin, andiamo in diretta perché vi abbiamo dato in apertura i servizi sull'incendio che ha devastato un'abitazione, ci sono degli intossicati. A te Daniele. Grazie direttore, buongiorno, grazie della linea. Sì, proprio siamo sul posto, in questo momento avete già dato i contributi, per cui effettivamente conferma quello che è stato anche detto nella ricostruzione. Ci sono questi 2 residenti che sono intossicati, ancora in ospedale, ricoverati, stanno facendo gli accertamenti tossicologici di rito per capire la gravità. Al momento sappiamo solo questo, poi eventualmente stasera faremo gli aggiornamenti. In questo momento qui in via Piccoli c'è poca voglia di parlare. Comprensibilmente quelli che abbiamo incontrato e abbiamo fatto già vedere sono i pochi residenti e vicini che hanno voluto portare la loro solidarietà a queste persone che conoscono e che questa notte hanno temuto, perché ci sono stati questi attimi proprio di paura che non fossero in grado i pompieri alla fine di riuscire a sgombrare. Fortunatamente i pompieri sono qua vicino, come è stato ricordato, e questo ha giocato veramente a favore, perché ricordiamo è il 3° piano di un condominio di 5 piani. Il collega Simone Squarcina sta facendo vedere in questo momento, e quindi era veramente pericoloso che poi le fiamme si estendessero all'intero, alla parte superiore, dove ha già intaccato il soffitto. Ecco, in questo momento prevale la solidarietà e alla spicciolata stanno arrivando appunto le persone. Giustamente, come ricordavi direttore, in questo momento ricordiamo che c'è questo ulteriore incendio in corso a Schio, che in questo ci sono 18 pompieri, 5 automezzi provenienti proprio da un po' tutta la provincia che stanno cercando di smassare il fieno e il materiale che sta ancora bruciando, che viene in qualche modo portato in sicurezza. Diciamo subito, non ci sono feriti.
c'è solo la paura e la dimensione del rogo, soprattutto il fumo che si vede a chilometri di distanza, che poteva far pensare chissà che quale problema. Diciamo subito che fortunatamente riguarda solo questa stalla. Le fiamme sarebbero partite da un trattore e poi si sono estese alla paglia, al fieno stoccato in questo fienile. Ecco, al momento queste sono le notizie proprio riguardo gli incendi, direttore. Molte grazie a Daniele Garbin della nostra redazione di Vicenza, e quindi vi daremo eventualmente altri particolari più tardi. Adesso andiamo a Marghera o a Mestre, perché c'è stata l'ennesima spaccata, ormai è una serie infinita di reati di questo genere. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Marghera, dove appunto c'è stata l'ennesima spaccata 2 notti fa in questo bar, il bar Caffè del Vero in via De Canal qui a Marghera, ed è l'ennesima spaccata in un negozio della zona, per cui già giorni fa avevamo sentito residenti e commercianti, e ci ritroviamo nuovamente qui per un'altra spaccata. Avevamo visto anche nelle immagini, c'era un video delle telecamere di videosorveglianza, questa porta è stata completamente distrutta con la classica tecnica ormai del tombino che viene sradicato. Il malvivente l'ha lanciato qui un paio di volte, dopodiché quando è riuscito a romperlo è entrato, ha portato via il registratore di cassa, uscendo poi indisturbato. Un bottino di circa 300-400 euro, ma come è successo già troppe volte, sia qui a Marghera ma anche a Mestre, come abbiamo visto più e più volte ormai nel corso degli ultimi anni, sono stati soprattutto i danni a creare maggior problema. E qui insieme a noi c'è Mitu, il titolare di questo bar, che tra l'altro ha preso in mano l'attività da soli 3 mesi, quindi la stava avviando adesso. Questa botta proprio non ci voleva, signor Mitu. Sì, questo qua, quello che è successo l'altra sera, non potevo aspettare questo qua praticamente, che qualcuno viene che mi fa pagare le danni, però anche una cosa brutta, che viene qualcuno che fa rubare le roba. Però dobbiamo andare avanti, cosa possiamo fare? Lei poco fa mi diceva: io sono venuto qui in Italia dal Bangladesh, sono qui che lavoro onestamente, pago le tasse, apro la mia attività e mi ritrovo a dover subire questi danni, ad aver paura anche di non farcela con la mia attività. Sì, il futuro io ho paura che magari non faccio più l'attività, perché magari devo guardare le locali, magari mi fa pagare le danni sempre, non posso andare anche avanti, non posso mettere soldi nella tasca, perché non siamo ricchi persone che portano via, fammi spendere 1.000 euro che non perdo niente. Però speriamo che tutto andrà bene, speriamo che aiutano qualche Stato per risolvere questi problemi. Comunque questo qua non è la prima volta che ho fatto con me. Marghera 3-4 negozi ha fatto la stessa roba, stanno rompendo le vetro, stanno portando via soldi, ma magari la casa non rimane tanto soldi, 100 euro, 200 euro, però danni della vetrata chi deve pagare di più. Speriamo che per 200 euro i ladri non rompono la vetrata, la porta. Lei sta lavorando qui, vediamo che ci sono tutti gli attrezzi, sta lavorando per risistemare tutto. Sì, ma potevo chiamare la ditta, però quando ho sistemato la porta non ho soldi più per chiamare la ditta, devo fare io da solo. Ecco, avete sentito, si sta addirittura organizzando da solo con qualche amico, perché la ditta gli sarebbe costato ulteriori spese. Oltre ai danni già subiti, parliamo di circa 1.000 euro più 300-400 del registratore di cassa, ci sarebbero aumentati chiamando una ditta specializzata, quindi diciamo fa tutto lei. La porta l'ha fatto la serramenta, perché non sono capace di serramenta, ma quelli che sistemano le serrande sto facendo io da solo, perché magari chiamo la ditta, devo pagare un sacco di soldi, quelli che non ho adesso.
Ecco, speriamo che venga ascoltato l'ennesimo appello anche da parte del signor Mitu, il titolare di questo bar che ha appena aperto. L'appello è sempre lo stesso: dateci una mano, cerchiamo di aumentare la sicurezza e anche il posizionamento di telecamere di videosorveglianza. È pur vero che controlli ne vengono fatti, solo 2 giorni fa c'è stata un'altra operazione nell'ambito di quanto voluto dal prefetto, dal questore, denominata alto impatto. Sono state controllate, lo ricordiamo, oltre 140 persone, però all'indomani di questa operazione c'è stata questa ennesima spaccata. Quindi l'appello è ancora una volta al governo e al comune, insomma, che si riesca a fare qualcosa, perché la situazione sta diventando davvero insostenibile. Qui da Marghera è tutto, io ringrazio il signor Mitu, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori, che di spaccate ne ha viste, commentate ormai credo una ventina tra Mestre e Marghera, e questi appelli quindi ormai sembrano essere inutili, ma vediamo per ora l'inutile caccia a Fleximan, che continua ad abbattere i pali che sorreggono le tecnologie degli autovelox. Come aveva annunciato nei giorni scorsi la consigliera regionale Elisa Venturini, che porterà il problema sul tavolo della prefettura. Fissato per lunedì l'appuntamento con il prefetto di Padova Francesco Messina. Ogni atto contro la legge, ogni atto di vandalismo va condannato, ha spiegato la Venturini. Tuttavia non possiamo sottovalutare il sentimento di insofferenza espresso dall'opinione pubblica, e per questo serve una strategia condivisa sulla quale mi confronterò. Così ha detto Elisa Venturini poco fa. Ferma condanna delle azioni di Fleximan da parte della sindaca di Loreggio Emanuela Marangon, che ha aggiunto: si tratta di sicurezza e di vite umane risparmiate. Dove sono posizionati gli autovelox qualcuno ha perso la vita. Sentiamo l'intervista. L'autovelox deve essere vissuto come strumento di prevenzione, quindi il problema non è c'è o non c'è, il problema è in una strada dove effettivamente serve ed è sufficientemente illuminato e segnalato, perché l'obiettivo non è quello di far cassa per i sindaci, non lo è mai stato. L'obiettivo è quello di ridurre gli incidenti, e quando qualcuno vede un autovelox dovrebbe pensare che se è stato posizionato lì vuol dire che qualcuno lì c'è morto, che c'è un tasso di incidentalità alto, e quindi è la prevenzione che deve servire. Quando un automobilista alza il piede dall'acceleratore perché non vuole prendere la multa, è già raggiunto un obiettivo. L'obiettivo, ripeto, è la prevenzione. Sulle azioni di Fleximan, è un reato. Io non giustifico in nessun modo un atteggiamento del genere, non esiste la giustizia fai da te, tutte queste cose. È un reato contro la salute delle persone, contro la prevenzione, è un'interruzione di pubblico servizio, per cui è un atto ingiustificabile. Un atto ingiustificabile. Oggi in regia Tony Esposito e Francesca Pezzo. Andiamo avanti con quanto hanno detto e rilevato gli artigiani della CNA di Padova sugli autovelox, perché Padova è la seconda provincia più colpita, diciamo, dalle multe, e prima provincia della regione se si guarda ai veicoli immatricolati. La condanna al gesto criminale resta ferma, ma i blitz di Fleximan portano alla ribalta, tra i vari disagi, quelli sofferti da categorie come gli artigiani, che il mezzo di trasporto lo usano come mezzo di lavoro e spesso vivono l'installazione di rilevatori di velocità come una tassa. Questi strumenti devono essere utilizzati proprio per la salvaguardia del cittadino. Noi come associazione rappresentiamo delle grandi categorie importanti di autotrasportatori che tutto quanti i giorni sono sulla strada e vivono in prima persona proprio queste difficoltà e magari queste penalizzazioni di prendere multe. Dati alla mano, i Velox hanno incassato 13,8 milioni di euro nella provincia di Padova nel 2022, seconda provincia del Veneto per cifre incassate, ma prima se si divide la somma per i numeri
numero dei mezzi in circolazione. Ogni veicolo nel 2022 a Padova ha infatti pagato 89 euro in sanzioni da Velox. A fronte di queste cifre io chiedo alle istituzioni di osservare, di stare molto attenti e di lavorare assieme in modo tale che non si faccia cassa, ma si lavori proprio insieme con le nostre associazioni per garantire la sicurezza stradale e per magari insieme valutare anche dove poter mettere e installare questi dispositivi che ripeto devono essere per sicurezza, per il cittadino e per tutti quanti noi e non per far cassa. 4.780 le multe elevate nel 2023 dal Velox abbattuto a Villa del Conte, 90.000 quelle scattate in poco meno di 2 mesi dai Velox installati da giugno ad agosto lungo la strada 307 del Santo a Cadoneghe, multe queste ultime tutte annullate. Il malessere è alto. Quegli 89 euro a Padova e 73 euro a Rovigo diventano un moltiplicatore per cui un'azienda artigiana o un'azienda di autotrasporti si trova a dover sborsare migliaia e migliaia di euro. Questo non va bene, non lo possiamo permettere. E questo è il parere del presidente della CNA di Padova e di Rovigo. Abbiamo parlato anche di Fleximan ieri sera a Focus. Sentiamo tra gli altri ospiti cosa ha detto Leonardo Padrin. Autonomi di una volta, poi come si chiamavano, insomma, ma sono sempre quelli che credevano nel comunismo utopistico, poi si sono accorti che i primi a essere bastonati dai comunisti erano loro. E oggi trovano qualsiasi argomento per essere contro il sistema, essendo loro testimonial di un sistema che è diventato perdente, che è scaduto sotto tutti i punti di vista. No, questo era Padrin che poi ha un po' divagato sulla politica, stavamo parlando di Fleximan, e quindi vedremo anche cosa hanno detto gli altri ospiti. Cosa abbiamo in scaletta adesso, Tony? Abbiamo qualcosa già di pronto? Allora, già che visto che Padrin stava parlando di politica, andiamo a Bassano, vediamo cosa che aria tira in vista delle prossime amministrative. Notizie importanti ieri dal Consiglio dei Ministri che ha stanziato fondi intanto per gli anziani, 1 miliardo per gli anziani che hanno gravi difficoltà economiche e che sono malati. Poi anche notizie importanti riguardanti i sindaci che potranno farsi rieleggere, avere il terzo mandato per se amministrano città la cui popolazione è inferiore ai 15.000 abitanti, per i sindaci di paesi che hanno meno di 5.000 abitanti mandati illimitati, possono farsi eleggere anche 35 volte. Sentiamo Bassano del Grappa. Il Ponte Vecchio si illumina di rosa per celebrare il Giro d'Italia, ma dai camini della politica bassanese escono solo fumate grigie e il cielo si fa plumbeo sopra la Brenta a 4 mesi dalle elezioni. Centrodestra e centrosinistra trattano, ma a forza di trattare la montagna rischia di partorire il proverbiale topolino. Ne sanno qualcosa i componenti della coalizione di centro-sinistra che proprio ieri sera si sono riuniti attorno a un tavolo per chiudere finalmente i giochi. Sembrava che dal dualismo fra il preside Gianni Zen e il vice sindaco dell'era Poletto, Roberto Campagnolo, dovesse uscire lo sfidante del centrodestra, attualmente al governo della città. Invece non solo non si è trovata la quadra, ma pare che ai 2 nomi si siano aggiunte altre proposte. E allora via di consultazioni, conclavi, trattative, tira e molla che allungano ulteriormente l'attesa. Fonti ben informate ribadiscono che la soluzione è a portata di mano e che la settimana prossima arriverà il nome del candidato della coalizione. Se nel centro-sinistra il gran ballo prosegue a pieno ritmo, nel centro-destra la musica è quella delle ultime settimane, con la Lega che mette sul piatto 2 o 3 nomi e Fratelli d'Italia che con la mano destra pone veti e con la sinistra propone alla chetichella un proprio candidato. Pare che il Carroccio abbia ridotto la lista dei papabili alla sindaca uscente Elena Pavan, a Nicola Finco e a Germano Racchella, con i compagni di viaggio piuttosto scettici sui primi 2 nomi e possibilisti sul terzo. Fratelli d'Italia, dal canto suo, sembra puntare sull'attuale vice sindaco Andrea Zonta e su un volto molto noto della politica bassanese come Stefano Giunta. Ma anche qui la faccenda non è semplice, dato che le trattative stanno proseguendo su 2 livelli differenti.
E se in città gli accordi possono essere dietro l'angolo, pare che le segreterie regionali non siano così vicine alla soluzione del rebus. Intanto l'ex vice sindaco, quello della Pavan per intenderci, Roberto Marin, si propone e dice che se corre, corre per vincere, magari attirando attorno a sé un polo centrista per combattere, come si diceva qualche decennio fa, gli opposti estremismi. Insomma, una gran confusione sotto il cielo grigio di Bassano. Servizio di Ferdinando Garavello, e adesso vediamo quanto ha deciso proprio il governo, dicevo, sulle le candidature che vengono liberalizzate per i sindaci con i limiti che vi dicevo e che vi ricordiamo. Qui esulta la Lega, ma Fratelli d'Italia avverte: nulla è scontato, valuteremo caso per caso. In seguito a questa determinazione ci saranno 46 comuni in cui i sindaci potranno ricandidarsi. Vediamo. Altro cardine, diciamo, del provvedimento è quello di riguardare quelli che sono i limiti di mandato, quindi per quanto riguarda le candidature dei sindaci. Quindi è stato adottato un provvedimento che prevede la, come dire, liberalizzazione in termini di mandati. Un decreto atteso ma non scontato, quello varato dal governo, che non solo fissa la data di europee e amministrative, l'8 e il 9 giugno, ma cambia anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra 5.000 e 15.000 abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5.000 viene eliminato il limite. Insomma, sindaci potenzialmente a vita. A metterci il cappello politico quando il Consiglio dei Ministri è ancora in corso è il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. È il coronamento di un'altra storica battaglia della Lega, dice Calderoli, e sono in tanti tra i leghisti a esultare parlando di democrazia. Così fa il segretario veneto Alberto Stefani, passa la linea della Lega, sì all'ascolto dei cittadini e no a imposizioni dall'alto, esulta Stefani. Molto più tiepida la reazione dei meloniani. Fratelli d'Italia, oggi partito di maggioranza, avrebbe tutto l'interesse politico a resettare tante amministrazioni, soprattutto in Veneto, dove alle politiche aveva fatto il pieno e dove sono 309 i comuni al voto, oltre la metà del totale, 285 sotto i 15.000 abitanti. Nessuna rendita di posizione, avverte Luca De Carlo. Non saranno sicuramente, neanche per quelli che vanno dai 5 ai 15.000, delle ricandidature automatiche, perché si valuteranno laddove esistono o meno gli stimoli per continuare l'azione amministrativa. Quindi nessuna rendita di posizione, semplicemente ci sarà una possibilità in più, ma volta per volta valuteremo posto per posto il candidato migliore. Nel Trevigiano 55 municipi a rinnovo, solo 4 sopra la soglia dei 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Preganziole, Paese. E nuove regole aveva chiesto l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, anche perché l'ultimo mandato è stato bruciato in buona parte da pandemia ed emergenze varie. Credo che poter riconfermare chi ha lavorato bene è senza dubbio un segnale da dare, perché insomma sono i cittadini e le cittadine che votano, che sono appunto loro che sanno esattamente bene chi scegliere o confermare. Paola Roma è sindaco uscente al secondo mandato di Ponte di Piave, comune nella fascia tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Nella sua stessa situazione ci sono anche i colleghi di Cornuda, Crocetta, Giavera, Pederobba, Pieve di Soligo, Povegliano, Roncade, Riese, Salgareda, Valdobbiadene e San Veneziano. Nel nostro territorio ci sono appunto 12 amministrazioni che si trovano nella stessa situazione di Ponte di Piave e che anche loro nella stessa modalità avranno l'opportunità appunto di accedere a questo terzo mandato. Ma la partita non è affatto chiusa. Il sindaco PD di Bari e presidente ANCI chiede al governo di andare fino in fondo ed estendere le nuove regole anche ai comuni sopra i 15.000. Su questo l'allineamento con il trevigiano Mario Conte è totale. L'appello che faccio al governo è di fare un ultimo sforzo e di uniformare tutti i sindaci, consentendo a tutti, anche ai sindaci delle città del capoluogo, di candidarsi anche per la terza volta. Servizio di Christian Arboit, adesso sentiamo cosa hanno detto i nostri microfoni alcuni sindaci del Vicentino proprio sul terzo mandato. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto elezioni, che non solo dispone l'abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la partecipazione al voto, ma prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni entro 15.000 abitanti. Una soluzione che gli amministratori locali del Vicentino vedono con favore. Favorevole per il terzo mandato ai sindaci sotto i 15.000 abitanti, è però un segnale che dimostra quanto importante sia diventata la figura del sindaco
una carica che riveste tante responsabilità e impegni e quindi può portare anche a tante persone che si rifiutano di partecipare alla vita civica del paese. Dare la possibilità ai cittadini di confermare un sindaco che ha svolto il proprio ruolo, il proprio mandato con professionalità, capacità, competenza e conoscenza del proprio ruolo non può essere altro che a favore di tutta la collettività del territorio. Un grande obiettivo raggiunto dalla Lega, che ha sempre dimostrato vicinanza ai territori e ai cittadini. Ricordiamoci che il popolo è sovrano e sceglie attraverso il voto da chi farsi rappresentare. La possibilità per un sindaco di potersi ricandidare e portare avanti le proprie iniziative amministrative non si scontra con una buona democrazia, anzi direi quasi che è un aumento delle possibilità e un aumento della democrazia, perché un cittadino, un primo cittadino, un sindaco può ricandidarsi, viene messo al voto e viene quindi messo alla valutazione dei suoi cittadini, che hanno la possibilità di riconfermarlo, di sceglierlo o di cambiarlo a seconda di quello che è stata la bontà delle attività portate avanti. E ci sono conseguenze per il voto sul fine vita in Consiglio regionale. Ricorderete le polemiche su Anna Maria Bigon, criticata dal suo partito per essersi astenuta. Ebbene, ha perso la carica di vice segretaria provinciale del PD veronese. La decisione del segretario veronese Bonfante, che ha messo in fibrillazione il partito. Non credo nelle sanzioni disciplinari su temi etici ed è corretto che sia lasciata libertà di voto, ma chi la pratica deve essere consapevole, ha detto Bonfante, delle conseguenze politiche, a maggior ragione se vi erano alternative come l'uscita dall'aula con una dichiarazione esplicativa. Fare finta di niente peggiora solo la situazione, ha aggiunto Bonfante, ecco perché ho preso questa decisione di cui mi assumo la responsabilità. Una decisione stigmatizzata dal segretario regionale Andrea Martella, scelta dice che non è frutto di decisioni nazionali e regionali ma compiuta da Bonfante in totale autonomia. Torna all'attacco anche Graziano Del Rio, è un brutto segnale e ha aggiunto Del Rio, è inammissibile che si voglia processare una persona per le sue idee. Pur non condividendone la decisione si schiera con Anna Maria Bigon anche Deborah Serracchiani, sottolineando che l'esercizio della libertà di coscienza non può essere punito e chiedendo al segretario del PD veronese di ripensarci. E sulla delicatissima questione del fine vita, cioè il suicidio medicalmente assistito, Lorenzo Maier ha intervistato in esclusiva il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Sentiamo la lunga intervista di Maier. Patriarca Francesco, grazie per essere con noi questa mattina. Si sta molto discutendo in Veneto, ma anche a livello nazionale, su questa legge sul fine vita. Allora, oggi siamo venuti qui per sapere il pensiero del Patriarca su questo tema molto delicato. Sì, partiamo dalla sentenza della Corte Costituzionale che investiva il Parlamento di continuare a determinare con precisione quello che doveva essere l'immagine da dare circa una sentenza di cui la Corte Costituzionale si era espressa in modo molto restrittivo nel valorizzare il valore della vita. Ora, è una questione molto delicata. I vescovi si sono espressi prima di tutto come cittadini, non è una affermazione confessionale da parte dei religiosi, dei vescovi. Questo è importante dirlo, come cittadini, perché è chiaro che come la comunità politica si esprime circa il fine vita, si disegna un profilo di società. Allora è una questione, una tematica di biopolitica dove tutti hanno il diritto, di poter esprimere in modo costruttivo quella che è la loro visione. Io credo che sia molto importante che le persone che non sono ancora in situazioni di malattia possano esprimere il loro parere a pieno titolo, perché un domani potrebbero trovarsi in questa situazione.
quindi tutti hanno diritto di esprimersi. Credo che la proposta dei vescovi sia quella di un rispetto della vita anche quando la vita diventa faticosa, e soprattutto non abbandonare nessuno. Tutti vogliono vivere. Ci sono delle situazioni e delle condizioni in cui il vivere diventa difficile. Ecco, la società può fare molto, sia con interventi medici mirati, le cure palliative. Certo, bisogna investire molto. E poi anche far sentire le persone al centro di una cordialità, di un affetto. Ecco, se la persona si sente sola, se la persona si percepisce come un peso per gli altri, o addirittura viene fatta percepire in questi termini, allora la persona si arrende. Un'altra cosa che vorrei dire, per esperienza anche di persone che ho accompagnato, è molto diverso parlare della malattia quando si è sani, di un futuro quindi che non si conosce, rispetto a parlare della malattia quando si è malati. In un altro ambito faccio questo esempio. Molte persone parlavano della pensione che li attendeva come di un periodo bello di liberazione. Sono entrati in depressione dopo il termine della parabola lavorativa. Altre persone invece che temevano la pensione hanno trovato un modo di vivere quegli anni, direi qualitativamente molto bene. Ecco, quindi io credo che sia importante non abbandonare nessuno, sapere che nessuno vuole l'accanimento terapeutico, però c'è anche il rischio dell'abbandono terapeutico. E soprattutto vedete toccare il momento della vita vuol dire che per l'uomo non c'è più nulla di indisponibile, allora può intervenire su tutto. La tematica diversa, ma per certi versi simile, è quella delle intelligenze artificiali. O l'uomo governa l'intelligenza artificiale o l'intelligenza artificiale guiderà l'uomo. Ecco, quindi cosa si può fare per valorizzare la cultura della vita? Tanto un rispetto per ogni forma di vita, non solo per chi vive nella pienezza del vigore fisico, educare al fatto che la vita è una realtà importante e qualunque soggetto abbiamo di fronte, dal più dotato al meno dotato, dal più giovane al meno giovane. Questo è importante perché crea un clima di rispetto per gli altri, per l'altro in quanto tale. E soprattutto questo aiuta anche chi è dal punto di vista della vita forte ad essere veramente umano, perché non fare i conti con la fragilità della vita vuol dire avere un'idea di uomo che non è l'idea reale di un'umanità. Ecco, il patriarca cosa vorrebbe dire a chi poi della società deve decidere, legiferare su questi temi anche del fine vita? Ecco, di rispettare sempre la vita, di aiutare tutti ad avere motivazioni per vivere, quindi una politica che investa molto sulla sanità, che aiuti a ridurre gli spazi di sofferenza e di dolore. Penso investire sugli hospice, penso investire per non lasciare sole le famiglie. Penso anche e soprattutto quell'aiuto che si chiama cure palliative, che veramente riducono moltissimo la soglia della percezione del dolore. Possiamo sintetizzare così che la posizione dei vescovi non è contro qualcuno, ma a favore della vita. Esattamente, a favore della vita, a favore di chi fatica a vivere e a favore di una società che nel momento in cui si fa carico e vuole camminare anche con le persone che sono in difficoltà, diventa una società più umana. Ultimissima cosa che chiedo: qualche mese fa con i vescovi del Trivento avete incontrato Stefano Gayer e mi pare ci fosse anche lei. Cosa si porta nel cuore da quell'incontro? Beh, un bel ricordo in cui, quando
non si ragiona in modi ideologici, si trovano tanti elementi comuni e ci si può arricchire reciprocamente, rimanendo anche della propria opinione, ma forse facendo spazio anche a una parte di verità che non ci apparteneva prima. E quindi ho un bel ricordo di Stefano, una persona molto intelligente, molto capace. In quel dialogo che ho avuto con lui e con altri vescovi ho avuto anche la percezione di una persona non solo molto umana, ma anche molto vicina alla fede. E poi è nelle sue preghiere Stefano, come tutte le persone che soffrono. C'è da quel giorno in modo particolare anche Stefano nelle mie preghiere. Grazie mille. Grazie a voi. Davvero grazie da parte nostra, Monsignor Francesco Moraglia, intervista esclusiva di Lorenzo Maier. L'autista che si trovava alla guida del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre scorso con un bilancio di 21 morti non ha avuto un malore prima dell'incidente. Lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco dell'uomo, dalla quale è risultato che Alberto Rizzotto non aveva problemi di cuore. L'uomo è deceduto per lo sfondamento del cranio a seguito della caduta del pullman da un'altezza di oltre 10 metri. Questi sono i primi risultati medico-legali, mentre si attende ancora il deposito formale degli esiti dell'autopsia e quelli tecnici sul bus e sul viadotto. E qui diciamo il giallo si infittisce perché si pensava che potesse essere stato un malore dell'autista la causa della fuoriuscita dell'autobus dal cavalcavia Vempa. Evidentemente è successo qualcos'altro. Adesso torniamo a parlare di Autovelox in diretta con Anna De Roberto in compagnia del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. A te, Anna. Sì, eccoci direttore, ci siamo spostati di qualche chilometro, siamo sulla rampa che immette le auto sulla tangenziale di Treviso e alle nostre spalle c'è uno dei due Autovelox che sono posizionati in tangenziale. Siamo appunto con il comandante, è un periodo in cui gli Autovelox sono diventati estremamente notiziabili, si parla moltissimo per le azioni di Fleximan. Vogliamo un po' raccontare, comandante, come funziona questo Autovelox e quali sono i vari livelli di sanzioni che può staccare? Beh, il sistema è semplice ma sofisticato allo stesso tempo, nel senso che c'è un'area sulla tangenziale che viene monitorata da questo sistema che, ripeto, è sopra la careggiata. Lo spazio è ben monitorato, il veicolo che entra in quest'area viene calcolato con dei raggi laser, migliaia di raggi laser, quindi la valutazione avviene con migliaia di valutazioni tecniche. Quando la macchina esce da questa area viene calcolato il tempo di passaggio e quindi esce la velocità, quindi spazio fratto tempo. Allora, sono 2 anni che c'è questo Autovelox, qual è un po' la media delle sanzioni che sono state elevate e quali infrazioni? Cioè, qui ricordiamo, direttore, che c'è il limite dei 90 km/h, poi la tangenziale è un po' un rettilineo, quindi invita un po' a spingere sull'acceleratore. Certo. Quante sanzioni eleva ogni anno? Allora, nel 2023, l'ultimo bilancio che abbiamo fatto proprio l'altro giorno a San Sebastiano, sono state elevate 45.000 sanzioni, ma se calcoliamo che in un anno transitano 1.300.000 veicoli, significa che il 97% va nel rispetto del limite di velocità e solo il 4% viene sanzionato. Le fasce sono molteplici, sono 4 in modo particolare. Il 60% dei veicoli viola la seconda fascia, quindi oltre il 10% ma sotto il 40 km/h, esattamente. È mai accaduto che qualcuno andasse veramente oltre, cioè percorresse la tangenziale a 200 km/h? Beh, in effetti è successo a dicembre che un veicolo transitando proprio in questa direzione è stato intercettato a quasi 200 km/h. Se non ci fosse stato l'Autovelox, questo automobilista l'avrebbe fatta franca. A questo punto approfittiamo della presenza del comandante anche per chiedergli così un dato statistico su quanti soldi incassa il comune dalle multe ogni anno. Abbiamo questo dato? Beh, per quanto riguarda la velocità siamo nell'ordine dei 3,5 milioni. In generale stiamo parlando di circa 6 milioni di euro. Tra l'altro lei, comandante, diceva che la velocità è una delle principali cause di morte, no? Su strada. Sì, sappiamo, gli ultimi dati Istat dimostrano che la velocità è la terza causa degli incidenti stradali in Italia, quindi è un problema serio, un problema concreto e quindi servono strumenti per poter monitorare e cercare di controllare questo problema, perché di fatto
lo è. Ecco, si sta parlando tantissimo, appunto, Fleximan ha fatto diventare famosi gli autovelox. Posso chiederle, anche se lei è un uomo di polizia, che effetto le fa leggere notizie di dispositivi come questi, che sono anche un costo per la comunità, distrutti? Beh, sono notizie che dimostrano che c'è un malessere della comunità, di cittadini che guidano, che ricevono a casa le multe, che quindi in un periodo anche difficile economico, quindi credo che sia arrivato il momento di mettersi intorno a un tavolo, politici, tecnici e anche comitato consumatori, insomma, per vedere se si può cambiare e perfezionare questa norma, ma i controlli devono essere assolutamente fatti. Quindi ad esempio il fatto che i proventi possano non essere necessariamente gestiti dai comuni, lei dice? Questa potrebbe essere una delle proposte che si leggono anche in questi giorni, però ci vuole una proposta organica intorno a un tavolo, politica e tecnici e anche i consumatori e i cittadini, insomma. Grazie, ringraziamo allora il comandante Andrea Gallo per essere stato con noi, direttore. Con l'autovelox della tangenziale di Treviso alle spalle noi restituiamo la linea. Grazie molte ad Anna De Roberto e al comandante Gallo. E ci sono autovelox anche sulla Valsugana, che però è chiusa, come ci ha detto prima Vanessa Banzato in diretta, ancora chiusa per la caduta di un grosso masso, e ci sono grossi disagi per le categorie. Vediamo quali sono i danni causati da questa vicenda. La frana sulla Valsugana non sta creando problemi solo ai residenti e ai pendolari, costretti fino a poche ore fa a lunghe deviazioni. A patire il dramma della fragilità del territorio sono tante aziende che devono fare i conti con i costi di trasporto almeno raddoppiati, in alcuni casi addirittura triplicati. Lo segnalano le associazioni di categoria e gli imprenditori artigiani della Pedemontana, che fanno pure un esempio. Un mezzo in partenza da Marostica e diretto a Trento Nord deve percorrere 100 km in più, passando per Verona. Ci sono poche alternative per percorrere strade poco adatte ai mezzi pesanti, che si traducono in ore perse, maggiori costi di personale, una riduzione del volume di servizi nell'arco della giornata, minor sicurezza e stress per i territori attraversati. Lo ribadisce ad esempio Confartigianato Imprese Vicenza, che parla di costi impossibili da traslare sul cliente, con ovvie ripercussioni sui guadagni delle aziende. Questo vale ovviamente anche per la direzione opposta, con prodotti e materiali in arrivo dal Trentino. La soluzione? Per gli addetti ai lavori è il prolungamento della A31, di cui si parla da decenni, ma che finora è sempre rimasto un sogno nel cassetto per il Veneto e quasi un incubo per i dirimpettai trentini. Ma i dati parlano chiaro. L'export manifatturiero dell'ultimo anno verso nord è pari a quasi 4 miliardi di euro, pari al 16,7% dell'export totale provinciale. Servizio Ferdinando Garavello, adesso andiamo in pubblicità e poi riprenderemo con i primi passi delle penne nere a Vicenza in vista della Dunata nazionale. A tra poco, state con noi. Verso la grande adunata nazionale degli alpini a Vicenza, sentiamo come stanno andando le cose, i preparativi con una diretta. Daniele Garbin, a te Daniele. Grazie direttore, infatti proprio in questo momento in compagnia con me c'è il presidente Nino Marchiori. Buongiorno a tutti, grazie. Eccolo. Siamo qui proprio per fare il punto, insomma ufficialmente inizia l'anno e si procede a grandi passi per organizzare questa adunata. Insomma, oggi siamo qui nella sede del gruppo Alpini San Bortolo, no? Sì, siamo nella sede del gruppo Alpini di San Bortolo. E c'è qualche novità, infatti proprio per questo chiediamo anche i dettagli, no? C'è stata anche una donazione importante, si stanno cominciando a fissare proprio le prime date per quello che riguarda la logistica, l'ordine pubblico e non solo, ma adesso lasciamo la parola al Presidente. Sì, buongiorno a tutti, sì, siamo qui nella sede del gruppo Alpini di San Bortolo, c'è stato donato oggi un mezzo che ci verrà utilizzato per i giorni della Dunata, è stato donato un mezzo che ci resterà e ci sarà utile per queste movimentazioni che dovremo fare sia noi alpini che per le autorità e per le persone che si muoveranno. Verrà anche utilizzato in questi
i giorni per i lavori, per tutto quello che stiamo facendo. Il sito si è praticamente definito e abbiamo attivo il pulsante, le zone dove possiamo fare le prenotazioni su camper, palestre e altre posizioni di piazzole o posti branda, quindi siamo in pieno regime e abbiamo acceso i motori. Ecco, direttore, intanto nota di servizio, dobbiamo dire che qui in questa sede si parte proprio nel piede giusto intanto. A onor di cronaca diciamo che esce un profumo di risotti porcini, di stinco, anche cori alpini già fuori ordinanza, allora sappiamo tutti i composti, ma dietro di noi il gruppo si sta scaldando, vero? Sì, il gruppo si sta scaldando, proprio entrando nella sede abbiamo visto già i programmi per i 10, 11 e 12 maggio 2024, quindi già l'ordine di servizio, chi si occuperà di una cosa, chi si occuperà dell'altra, e quindi diciamo che sentiamo già l'aria di festa e di sostegno, insomma, di forza alpina. Ecco, non solo festa, adesso lo dicevamo per quello, ci sono anche dei passi per quello che riguarda la logistica. Quali sono i prossimi appuntamenti, Presidente? Allora, i prossimi appuntamenti sono nei prossimi giorni, quindi nella prima settimana di febbraio avremo un incontro in questura e prefettura per la questione dell'ordine pubblico, quindi noi stiamo lavorando, prepareremo della documentazione, piani di sicurezza che verranno chiaramente sottoposti alla verifica del questore per quanto riguarda la questione della sicurezza, la questione del nostro sfilamento, che è la giornata clou della domenica 12 maggio 2024, e poi tante attività che sono propedeutiche per la Dunata, come dicevo prima, le piazzole, gli attendamenti, gli allestimenti, le mostre, i cori, le fanfare. Grandissimo lavoro è stato fatto sui rilievi, fatto dal Collegio Geometri di Vicenza, assieme ai nostri volontari. Stiamo anche reclutando a poco centinaia di volontari che si presteranno e metteranno a disposizione per la Dunata nazionale. Ecco, direttore, se desideri fare qualche domanda prima di congedarci, in questo momento hai capito che la situazione è importante, insomma. Grazie Daniele, siete stati più che esaurienti, quindi grazie molte, e andiamo avanti con la cronaca. Torniamo sulla questione dei furti, perché continuano in ogni provincia molti colpi messi a segno nel Trevigiano. Rivediamo cosa è successo a Breda di Piave, dove la proprietaria di un'abitazione che ha sorpreso i ladri è stata poi presa a sassate dai malviventi che si sono dati alla fuga. Una volta essere in casa ti sentivi protetto. Adesso essere in casa non ti senti più protetto. Luigino Gionco è ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 nella sua abitazione in via Marche a Pero di Breda di Piave, dove vive con la moglie. La coppia è in casa, lui al piano terra, lei in bagno al secondo piano. È in questo momento che avverte dei rumori. La donna apre le tapparelle e il suono si fa sempre più forte. È uscita in terrazzo e ha visto questi due personaggi che saltavano la ringhiera, saltavano nel campo, e poi ha visto che erano in 3 che scappavano. E niente, dietro è tutto buio, quindi nessuno li ha visti. Le hanno lanciato addosso anche qualcosa, vero? Un pezzo di terra o un sasso, adesso penso un pezzo di terra che hanno raccolto. Però non si sono fatti scrupoli a dire che era una donna. La coppia ha passato lo shock iniziale e ricostruisce quei minuti. I 3 con berretto in testa sono saliti dal terrazzo sul retro della casa. Uno faceva leva, l'altro l'ha alzato, si sono appesi sulla ringhiera e sono saliti. Poi hanno tentato con cacciavite o qualcosa di aprire la controfinestra. E quello è stato il momento che mia moglie ha sentito i rumori. Incuranti della presenza di moglie e marito, hanno attraversato le stanze uscendo nel terrazzo fronte strada, senza preoccuparsi di poter essere notati da qualcuno, vista l'illuminazione di un lampione posto proprio davanti al balcone. Non hanno più paura di niente, neanche se è in casa una persona. È questo che fa male. Oggi vi siete resi conto, anche sua moglie, del rischio che poteva correre? Sì, certo. A volte è meglio lasciar perdere che intervenire, quindi è andata bene, dai. I coniugi Gionco hanno chiamato i carabinieri, che hanno perlustrato la zona in cerca dei 3 che nel frattempo probabilmente sono fuggiti attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce. Non è un bel vivere questo, ammette oggi il signor Luigino. Non c'è più la libertà che può avere una persona di dire ok, stasera esco con gli amici, chiudo la casa.
Ma i ladri avrebbero provato ad entrare anche in altre abitazioni tra via Caldelbrolo, via Code e Vicinale Marche, dove i residenti hanno notato movimenti sospetti. Ho trovato strano che ho trovato una rete, non c'era vento, per terra. E dopo ieri sera è venuto fuori questo a Baladan. Ma queste zone negli ultimi mesi sono nel mirino dei ladri, sempre più spesso, senza scrupoli, in azione nonostante i proprietari siano in casa, come emerge anche dalle segnalazioni sulla pagina Facebook di Furti in Corso. C'è sempre la paura, Non è proprio un bel vivere. Cioè, voi immaginate lo stato d'animo di chi si trova nella propria abitazione, gira l'angolo e si trova di fronte uno sconosciuto. È successo a Fontanelle, dove era in casa una ragazza di 16 anni e chi si è imbattuto nel delinquente è il padre di questa giovane. Tanta paura anche di giorno adesso, purtroppo. Una paura difficile da cancellare per la figlia sedicenne di questa signora che racconta quanto accaduto intorno alle 19 nella loro abitazione di Fontanelle. La ragazza in cucina sta studiando, il padre nella casa accanto dove abitano gli anziani genitori. All'improvviso la giovane avverte dei rumori. Inizialmente pensa siano i nonni, poi capisce che al di là della porta scorrevole che separa la zona giorno dalle camere da letto c'è qualcuno. E ha sentito che venivano più forti, praticamente ha chiamato il suo papà al cellulare che era di là e è venuto qua e lui appena entrato si è accorto che questo qua stava fuggendo, ha tentato anche di rincorrerlo però non è riuscito. Il ladro è entrato dalla finestra del bagno dopo aver forzato la serratura e alzato la tapparella. Hanno messo degli stecchini che mio suocero aveva portato quei frutteti e non so se li ha presi qua o sul campo di là e per fermare la tapparella. Nonostante in casa ci fosse la ragazzina, l'uomo si è spostato tra le stanze alla ricerca dei gioielli, tutti spariti. Hanno portato via praticamente una catenina mia che mi aveva regalato al 50° di matrimonio e poi un anello e poi a lei nel cofanetto aveva appunto la catenina del battesimo e gli orecchini e quella della cresima e il braccialetto della cresima. Per garantirsi un'altra via di fuga il malvivente ha alzato anche la tapparella della camera, ad attenderlo forse un complice. Per la sedicenne e i suoi genitori resta l'angoscia per quello che sarebbe potuto accadere se la ragazza avesse aperto la porta per capire da dove provenissero quei rumori. Non si può neanche essere sicuri a casa nostra. Insomma, ladri, spacciatori e anche la mafia in Veneto, perché si sta seguendo questa pista dopo gli attentati dolosi, gli attentati con incendi dolosi messi a segno ai danni di due pizzerie di Rosà e di Cassola. Il giorno dopo gli attentati incendiari alle due pizzerie della famiglia Cutillo, i gestori e i dipendenti sono al lavoro per riaprire quanto prima. Qui siamo nel locale di via Papa Giovanni XXIII a Cassola, già preso di mira la scorsa settimana da sconosciuti che avevano tentato di appiccare il fuoco ma erano stati scoperti e messi in fuga. Nell'incendio di ieri notte invece sono stati danneggiati il plateatico esterno e parte degli infissi, come ci racconta il proprietario dell'immobile, Ottaviano Siniscalchi, che vive sopra la pizzeria. Non sono riusciti ad entrare anche questa seconda volta. Hanno tentato di scardinare la porta ma non ci sono riusciti, quindi il liquido infiammabile l'hanno solamente sparso qua all'esterno. I danni sono ben più gravi nel ristorante di Rosà. Le fiamme hanno distrutto l'interno del locale, preso in gestione da Giovanni Cutillo appena un mese fa. Il nastro dei carabinieri delimita l'area, toccherà ai militari dell'Arma e ai vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendi coordinati dal sostituto procuratore Cristina Carunchio far luce su quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Le indagini proseguono a ritmo serrato. La pista seguita pare essere quella dell'incendio doloso, un'intimidazione in piena regola. Questa reiterazione, insomma, ha tanto il sapore di uno schiaffo a chi dovrebbe indagare o controllare il territorio, perché insomma, ripetere l'operazione dopo una settimana con le forze dell'ordine già allertate, insomma, è abbastanza inquietante come sfida, ma io credo che le istituzioni sapranno rispondere per le rime. 3 anni fa la mega rissa di Conegliano con le immagini della violenza che avevano fatto
il Giro d'Italia. È partito il processo per 11 ragazzi di origini kosovare. Le vittime, dice l'avvocato della parte offesa, sono ancora provate. Sentiamo Christian Arboit. Le immagini di quella mega rissa avevano fatto il Giro d'Italia, una violenza così brutale a Conegliano non si era mai vista. È il 2 maggio del 2021 quando in piazza Cima si scatena l'inferno. Dopo quasi 3 anni in tribunale, con la prima udienza preliminare, ha preso il via il procedimento a carico di 11 ragazzi di origine kosovara accusati di lesioni aggravate, porto d'armi, danneggiamento. Le indagini sono state lunghe ma meticolose. Vi è un ampio materiale probatorio, nel senso che si tratta di oltre 800 pagine di atti, e però sono stati raccolti anche appunto dei video di telecamere di sorveglianza, sono stati raccolti anche tutti i video che sono girati sui social ai fini dell'identificazione degli imputati, e poi ci sono stati anche delle perquisizioni e dei sequestri. Carlotta Bernardi assiste le 3 parti offese, ragazzi di origini macedoni, di cui uno con cittadinanza italiana, che ancora oggi portano i segni di quell'aggressione che resta senza un movente, perlomeno acclarato. Hanno delle conseguenze sia fisiche permanenti e danni gravi anche fisici, quindi fratture eccetera, e poi hanno riportato dei gravi danni psicologici, addirittura diagnosticati sotto forma della sindrome da stress post-traumatico. Con la prossima udienza fissata per il 18 giugno si prevede anche la costituzione di parte civile, cosa che potrebbe fare anche il comune di Conegliano per danni d'immagine. Se gli imputati non accedono a diritti alternativi quali il patteggiamento o il rito abbreviato, ovviamente verrà discussa l'udienza preliminare e ci potrebbero già essere ovviamente rinvii a giudizio. Chiuso dalla questura per 2 violenti liti. I gestori del Radica Club di Treviso vogliono chiedere i danni anche d'immagine agli autori delle risse e lanciano un appello alle istituzioni. Soprattutto per cercare di dare un messaggio, per poter cambiare anche questa situazione, noi ci riserveremo di agire legalmente nei confronti delle persone che hanno causato questo tipo di danno e questo tipo di problema. Chi rompe paga, il concetto di Riccardo Checchin, gestore della Radica Club, il noto locale in zona Fonderia Treviso, chiuso per 10 giorni dalla questura perché teatro di 2 violenti liti. Il 13 gennaio 5 ragazzi erano stati denunciati per uno scontro tra 2 gruppi, mentre sabato scorso un 25enne è rimasto ferito gravemente al collo da un coccio di vetro. Agli autori insomma si vogliono chiedere i danni anche d'immagine, già si parla di una cifra attorno ai 100.000 euro. Ma soprattutto ciò che più ci preme è dare un messaggio chiaro e forte anche alle istituzioni, per le quali esponiamo la nostra difficoltà di intervenire in determinate situazioni, e bisognerebbe perseguire le persone che creano il danno. Non mi risulta che siano stati assegnati delle DASPO o dei divieti a frequentare gli ambienti pubblici, e questo comporta che chi è solito creare questo tipo di situazioni continuerà a crearle nel tempo, magari non a Radica, ma magari in altri locali. Insomma, il problema si sposta, anche perché assicura Checchin il locale fa il massimo per garantire la sicurezza dei clienti, ma spesso ha le mani legate, un problema che riguarda diversi gestori di bar e discoteche. Da qui la richiesta di riprendere in mano una proposta di qualche anno fa, la patente a punti per i locali pubblici. Se venisse ripreso questo progetto, che poi non è più stato portato avanti perché mi sembra fosse caduto il governo, sarebbe un toccasana per tutta la nostra tipologia di attività e per tutti i locali d'Italia, che ad oggi sono davvero pochissimi anche post pandemia. Allora, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto, il giornale diretto da Alessandro Russello. Carnevale di Venezia, la festa parte in sordina, alberghi prenotati al 70%. Verona, abusi, shock in vacanza sul Garda, devi fare sesso anche col mio amico. L'avvocato, la vedova e l'eredità contesa al figlio, la dynasty dei Ronchitelli è una battaglia legale lunga, 15 anni. Velvet Media, l'azienda senza orario di lavoro, vende tutto, ma non basta per i debiti. E infine tassa aeroportuale, Trieste sfida Venezia e la azzera in Friuli, nuovi voli Ryanair. Domani la giornata della memoria per ricordare la Shoah, attenzione delle forze dell'ordine e dell'intelligence per il rischio di atti di antisemitismo, soprattutto
a Venezia, dove ci sono state già ieri delle celebrazioni. Sentiamo Filippo Fois. L'antisemitismo è quintuplicato in alcuni paesi, atti violenti, materiali si stanno verificando, siamo preoccupati. Attraverso anche quella che è un'attività di intelligence, ma nello stesso tempo anche attraverso gli uomini e le donne delle forze di polizia saremo vigili e attenti affinché questo sacrosanto diritto di libertà e democrazia venga ovviamente rispettato. Mai dalla sua istituzione nel 2005 il giorno della memoria delle vittime della Shoah si è celebrato in Italia in un clima di tensione come quello provocato dal conflitto sulla striscia di Gaza. E ora anche a Venezia si teme che quella radicalizzazione dello scontro, comparsa anche in Veneto, possa degenerare in un rischio più serio. Fatti come quello di Vicenza sono episodi isolati oppure secondo lei sono una sentinella d'allarme di un fenomeno più diffuso? Io credo che sia la sentinella di un fenomeno sicuramente molto diffuso che sta vedendo numeri sempre più ampi rispetto anche ad un modo di giustificare quello che è avvenuto purtroppo in quella giornata atroce del 7 di ottobre. All'indomani dell'attacco di Hamas, il Comune di Venezia ha esposto la bandiera di Israele fuori dai municipi di Ca' Farsetti e di Via Palazzo, una scelta che ha fatto discutere. Noi vogliamo difendere l'idea dello Stato ebraico, non la posizione del governo di Israele. La guerra è tremenda, Israele e Palestina devono essere due stati sicuramente e oggi c'è un problema di sicurezza delle persone ebraiche in giro per l'Europa. Questa cosa non ce la possiamo assolutamente permettere. Noi dobbiamo difendere le persone che hanno qualsiasi differenza di religione, di etnia, di sesso, di cose, come fosse un nostro fratello. L'invito che parte da Venezia è per un dibattito lontano da qualsiasi estremismo. La cultura che si sta espandendo di governo israeliano uguale Israele, Israele uguale ebrei, di tutto il mondo è terribile. Spesso alcuni termini vengono rigirati contro Israele, contro quel popolo e spesso questo viene fatto purtroppo da intellettuali, da persone di cultura e non soltanto, anche spesso dalla politica. Tant'è vero che passano i messaggi, voi siete state le vittime allora e adesso siete i carnefici, no, non funziona così. Servizio di Filippo Fois, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo qui con Focus TG in diretta. E sotto le luci alla ribalta c'è l'autonomia finalmente, perché per anni se ne è parlato molto poco, adesso se ne occupano tutti, sono tutti esperti, sono tutti profondi conoscitori delle riforme. Vabbè, è normale che sia così, però finalmente se ne parla, l'autonomia, il DDL Calderoli è in Parlamento, tra ottimismo, pessimismo, rassegnazione, c'è chi dice non arriverà mai. E vabbè, stiamo a vedere 2287 giorni dal referendum del 22 ottobre del 2017, quindi vale la pena aspettare a questo punto. Vediamo cosa dicono i trevigiani. Ci arriveremo senz'altro, magari fra 20 anni, però ci arriveremo. Abbiamo tempo. Abbiamo tempo per 20 anni, finalmente, che saremo su un palco. Su un palco. Se l'immaginano così quasi tutti i trevigiani la proclamazione dell'autonomia del Veneto, che con il voto di ieri in Senato ha indubbiamente fatto un passo avanti, cosa non scontata secondo molti, che ora vedono però il percorso un po' meno in salita. Però se noi procediamo con una certa velocità non possiamo essere rallentati da coloro che sono lenti. Più convinti gli uomini rispetto alle donne, che il nostro breve sondaggio vede meno interessate. Autonomia del Veneto. Ieri c'è stato il primo... Non sono in grado di rispondere. Contenta? Abbastanza. Non completamente perché? Guardi, mi coglie alla sprovvista. Per chi invece segue, i commenti sono alquanto equilibrati. È comunque un passo avanti per la nostra autonomia e per la volontà dei veneti di essere un popolo unito e che continua per una strada comune. E quelli che dicono invece che spaccherà l'Italia?
Non penso possa succedere una cosa del genere. Spererei quasi di no. Perché? Perché non sono molto convinta di queste autonomie, perché spacca l'Italia in tante parti, a parer mio. Che poi è il concetto ribadito dalle opposizioni in Senato, pronte, oltre alla battaglia per il voto alla Camera, anche ad un possibile referendum contrario. Noi abbiamo fatto a suo tempo il referendum, che era del 98 mi pare per cento, che voleva l'autonomia qui nel Veneto addirittura. Se vogliono fare un altro referendum che lo facciano pure. C'è chi dice che vogliono fare il referendum contro questa cosa qua. Hanno soldi da spendere. Per molti rimane il dubbio su quale autonomia sarà davvero possibile in questa Italia. Il problema è di verificare davvero in quale modo l'autonomia sarà in grado di rappresentare tutte le realtà locali e non solo le più forti, e non con un istinto o con una volontà di sopraffazione. Ma la sintesi del pensiero trevigiano sull'autonomia sta tutta nel commento di questo ciclista. È chiaro che chi magari non gli conviene dice che non spacca, però essere un po' autonomi non sarebbe male, insomma, ecco. E adesso cosa dire ai politici che devono affrontare la cosa alla Camera? Pedalare? Ma è forte anche. Pedalare è il servizio di Lucio Zanatto e Lucio Zanatto, a proposito di pedalare, è andato a sentire uno degli imprenditori stranieri che lavorano in Italia. Pensate che sono in Italia 20.000 le aziende agricole guidate da persone che arrivano da altri paesi. Questo è il caso di un moldavo. Vediamo. Perché è arrivato in Italia? Perché tutti come io venivamo fuori per trovare un lavoro, una vita più sicura. È una storia comune di immigrazione, quella di Andrei Dragancea, partito dalla Moldavia per una vita migliore. La sua è una storia di integrazione possibile, iniziata però nel peggiore dei modi, da clandestino, letteralmente scaricato a Padova. Perché a Padova ci hanno abbandonati in mezzo alla strada e ha detto arrangiatevi, andate dove volete. E da lì è cominciata la sua storia, che è cominciata lavorando di notte, lavorando dove si riusciva a trovare. Abbiamo cominciato con qualche ora, con scarico merci, zone industriali, dopo qualche lavoro più sicuro, ho provato più lavori. Finché dopo sono tornato a casa perché avevo la moglie con una bambina piccola. Così Andrei torna pagando dei passeur albanesi con la sua famigliola e si adatta a dormire nelle case diroccate. Ho vissuto anche in case abbandonate, anche in mezzo al campo, su un cartone, in pioggia, perché così erano i tempi. Anni 99 che se non ti mettevano su un aereo ti mandavano a casa, ma per arrivare qua si spendeva un sacco di soldi. Oggi dopo 25 anni Andrei è un vivarista di Roncade, uno dei tanti stranieri che portano avanti l'agricoltura trevigiana e veneta, che lo scorso anno ha visto un boom di partite IVA in tutta Italia. Più 28% di stranieri che si sono messi in proprio lavorando i campi. No, io ho fatto il dipendente di qualche vivaio e dopo ho visto che per me era troppo piccolo fare qualcosa che dicevano altri, ho voluto fare io da solo, tutto mio. Crescere le piante, fare le piante, arrivare a qualcosa di nuovo, non so, fare qualcosa di più. Oggi Andrei e la moglie Nadia gestiscono il loro vivaio lungo la Treviso Mare. Ha acquistato il terreno, poi altri appezzamenti a Silea, poi la casa di proprietà per un esempio di integrazione possibile che continuerà con le due figlie che qui studiano e lavorano. Tutto bello? Non proprio. Come vieni trattato? Da straniero oppure sei integrato? Bosco senza rami secchi non c'è, ma più rami sono vivi, vuol dire che più persone mi trattano da persona come loro, ma c'è qualcuno che ti tratta anche come niente. Ma Nadia e Andrei non si scoraggiano perché sanno di essere la prova che si può fare. Qual è il consiglio che dai a un giovane che magari immigrato vuole inserirsi partendo proprio dall'agricoltura? Ascoltare, capire, dopo fare. Un po' un passo alla volta, perché meglio passi piccoli e sicuri che passi grandi e insicuri in questo caso. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie a Tony Esposito e Francesca Pezzo in regia, ci vediamo stasera alle 21:15. Arrivederci.